Eder. Mech. Pallister. Lo so bene quello che ti ho detto di fare, ma quando te l'ho detto mi sono Come? Io mi sono Ci sono delle parole che più difficilmente usciranno dalla nostra bocca, ma non solo perché sono più difficili da pronunciare, ma a volte perché è meglio non pronunciare. Ad esempio, sarebbe interessante sapere se pronunciare la parola Rossoni è difficile o semplice. La difficoltà nel pronunciare una parola può variare da persona a persona, ma in generale, la parola Rossoni non è considerata di difficile pronuncia per chi parla un minimo di italiano. È composta da suoni comuni nella lingua italiana. Non sembrerebbe quindi una parola particolarmente difficile da pronunciare. Io mi sono La ragazza che gestiva la pescheria di Galleria Rossoni, leggo, che quel giorno quando sono arrivata in pescheria alle 7:50 ho notato che c'erano dei coltelli messi sul bancone ordinatamente e in fila. Erano coltelli già affilati e quelli da affilare non c'erano. La cosa mi è sembrata strana perché era troppo presto e anche perché Seba, come dicevo prima, veniva sempre tra le 8:30 e le 9. Vedendo i coltelli già cambiati, ho chiesto a mio padre e al direttore del supermercato se per caso avessero visto un signore che era venuto a cambiare i coltelli. Entrambi mi hanno risposto di no. In merito al cambio di coltelli, mi sembra che mio padre il giorno dopo, mercoledì 15 dicembre, mi ha detto che uno dei due direttori del supermercato aveva visto Seba che era venuto a fare il cambio dei coltelli il lunedì pomeriggio 13 dicembre scorso. Il lunedì sera la pescheria è chiusa, però quel giorno mi sono trattenuto fino alle 22 perché il lunedì abbiamo degustazione vini e la serata si protrae fino alle 21. Quindi potrebbe esserci anche un testimone che ha visto il 13 dicembre Sebastiano nel pomeriggio presso la pescheria del centro Rossoni. Adesso la cosa interessante è, se Sebastiano non è andato in quella pescheria, perché invece dice di esserci andato? Evidentemente è cosciente che va coperto quel buco temporale, quel minuto, perché potrebbe corrispondere all'arrivo di Liliana in quella zona. Diventa quindi chiaro che appurare questo passaggio è determinante. Se Sebastiano ritiene di dover coprire quel lasso temporale, c'è qualcosa che non va. E a proposito di ciò, ieri mi sono reso conto che a gennaio 2022, quando mi apprestavo a fare il giro delle pescherie, ho avuto grossi problemi proprio a identificare e capire quale fosse l'ultima pescheria. Che strana coincidenza, non è che forse qualcuno voleva proprio che non si capisse quale fosse l'ultima pescheria? Io mi sono scritto qua un foglietto. La polizia può controllare queste cose qua. Alle 8:20 ho fatto il percorso Piccina, Superstrada, il tunnel fino all'uscita per Cattinara e sono andato lì da Zazzeron. Beh, in questa frase erano presenti parole molto difficili, Sebastiano non ne ha sbagliata una. Beh, del resto è tutto scritto sul foglietto e può tranquillamente controllare ciò che dice. Zazzeron, perché lì dentro c'è un negozio di pescheria, tutto verificabile. E dopo sono andato in questo mio laboratorio a sistemare i coltelli. Ho lavorato. Ma andiamo al dunque. Sebastiano propone la pescheria a Rossoni proprio nell'orario in cui Liliana giunge o potrebbe giungere in via Cesare Battisti. Quella pescheria per lui diventa l'alibi perfetto. Perciò 9:20 ho finito questo qua in corso Galleria Rosconi. Cosa? Galleria Rosconi. Non ho capito. Galleria Rosconi. Puoi ripetere? Galleria Rosconi. Sebastiano non si chiama Rosconi, si chiama Rossoni, però vabbè, un errore di pronuncia può capitare a tutti. Dopodiché sono andato nel mio laboratorio e circa 2 ore ci vogliono per fare, perciò io 9:20, 10:20, 11:20, mezzogiorno l'intorno ho finito. Io ho un alibi perfetto, tutto documentato. Il primo tentativo quindi è andato maluccio, ma riproviamoci. Chuck, alibi perfetto, parte 2. Io ho un alibi perfetto. Io quei giorni là non riuscivo a pensare, non riuscivo a capire cosa ho fatto, cosa non ho fatto, dove sono andato qua e là. Io mi sono scritto qua un foglietto. La polizia può controllare queste cose qua. Sono andato alla pescheria a Opicina verso le 8 meno 5. No, non ci ricordiamo di averlo visto, anche perché stiamo parlando del periodo natalizio, perché noi lavoriamo 48 ore al giorno. Ho fatto il percorso Piccina, Superstrada, il tunnel fino all'uscita per Cattinara
e sono andato lì, che lì dentro c'è un negozio di pescheria. Il signore è passato di qua, però la giornata giusta non me la ricordo perché in quel periodo c'è tanta gente nel supermercato e non mi ricordo la data giusta. Lì sono andato per Ferdinandeo, il parco, e sono andato alla rotonda del Boschetto e poi sono andato in via Giulia e lì c'è un'altra pescheria. No, non l'ho visto, io non l'ho visto quel giorno là. Il 14 era martedì, lui è passato al 15, il mercoledì. Poi sono andato in via Ginnastica, che c'è una pescheria. Non mi ricordo personalmente se era il 14 dicembre, lavoravamo con lui, cioè ci faceva i coltelli da qualche mese. Lui viene sempre il martedì se non sbaglio, però non mi ricordo di preciso, o il 14. Poi sono andato in pescheria in via dell'Economo. Non mi ricordo. Martedì. Anche quel martedì 14. Non lo so. Dobbiamo dire che Sebastiano, al di là del fatto che molte pescherie non hanno confermato la sua presenza, è andato bene, i nomi li ha detti bene, li ha pronunciati bene. Poi sono andato in Corso Italia. Eccolo in Corso Italia, vediamo dove è andato. Galleria Lorsini. Cosa? Galleria Lorsini. Non ho capito. Galleria Lorsini. Puoi ripetere? Galleria Lorsini. E dopo sono andato in questo mio laboratorio a sistemare i coltelli. Mezzogiorno, l'intorno, ho finito. La Galleria Rossoni diventa la Galleria Orsini, la Galleria Rosconi. Io sulla base di questo, non essendo di Trieste, non avrei mai potuto trovare il luogo e forse proprio questo voleva Sebastiano. Non fare capire dove era andato pronunciando male quel nome, in modo che nessuno di quella galleria, sentendosi chiamato direttamente in causa, si chiedesse se Sebastiano era effettivamente stato lì o meno il 14. Tutti gli altri posti li pronuncia bene, questo lo sbaglia, in modo che forse se un giorno qualcuno gli contestasse che lui lì non c'è andato, potrà sempre dire che non voleva dire quel posto, che si era sbagliato. Se qualcuno dicesse che lui non ricordava quel nome, che non ricordava il nome Rossoni, ricordiamo che aveva davanti il foglietto con i nomi scritti, quindi gli bastava semplicemente leggere. Galleria Rossoni. Galleria Rosconi. Galleria Lorsini. Come? 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 Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.